Sono momenti di tensione vissuti a Venezia dove una carica della polizia è riuscita a fermare il corteo diretto verso il Boardwalk, il super yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta. Momenti concitati, quelli vissuti al ponte della Veneta Marina, dove oltre 300 manifestanti, partiti dal campo San Zaccaria con lo slogan Venezia non si usa, hanno protestato contro la presenza del magnate statunitense e le politiche americane, ma anche contro il caro casa e il turismo di lusso. Dopo aver superato il limite del percorso autorizzato, il corteo è stato bloccato dal cordone delle forze dell'ordine che proteggeva l'area di Riva Sette Martiri, dove è ormeggiato il mega yacht di 117 metri del magnate texano. Ne sono seguiti spintoni e alcune manganellate mentre i manifestanti cercavano di avanzare. 2 gli attivisti che sono stati fermati e identificati. Fortunatamente però non si registrano feriti. Gli organizzatori parlano di uno stato schierato a difesa di un miliardario, mentre la questura ribadisce che l'intervento è stato necessario per impedire l'accesso all'area interdetta. Oggi Venezia però volta pagina e lo fa per la notte più attesa dell'anno, la festa del Redentore. Quest'anno sono 450 anni dal voto del 1576, quindi il ricordo è anche a tutti i veneziani che in questi secoli hanno fatto pellegrinaggio al Redentore. Non abbiamo la peste, abbiamo qualcosa che però uccide e i corpi e le anime, e l'odio che portano dietro di sé le guerre. Quindi abbiamo bisogno di riscoprire una paternità comune che ci aiuti a chiamarci ancora fratelli, ma soprattutto a considerarci fratelli. Scatta quindi il piano organizzativo per uno degli eventi più attesi. Dalle 23:30 il tradizionale spettacolo pirotecnico Illuminare il bacino di San Marco, 40 minuti di show con 5.500 fuochi d'artificio lanciati da 25 pontoni, per un fronte di oltre 400 metri. In campo un imponente dispositivo di sicurezza con forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e personale comunale. Anche Antenna 3 con i suoi inviati seguirà in diretta dalle 20:10 la notte famosissima, per raccontare le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione. È un momento in cui anche ci riconosciamo veneziani prima di tutto, quindi scopriamo ciò che ci unisce più di quello che ci divide. In un momento in cui per ogni cosa il nostro paese, il nostro continente, il nostro mondo baruffa, ecco, questi momenti devono essere momenti di grande unità come insegnamento non solo a livello locale ma anche a livello internazionale.